Il patto fiscale. Il Comune di Vicenza si allea con l'Agenzia delle Entrate e dichiara guerra agli evasori. Operazione tolleranza zero. Nella stagione della crisi, in città non c'è più spazio per chi non paga le tasse. Chi non paga le tasse non è un furbo, è un parassita e vive sulle spalle degli altri, che magari pagano le tasse pur essendo molto più poveri di lui. Allora questo è un protocollo che ci consente di collaborare con l'Agenzia delle Entrate, mettere insieme le banche dati, cercare i segni lasciati, le orme lasciate dal furbo, beccarlo e fargli pagare le tasse. Il Comune segnala, l'Agenzia delle Entrate accerta. Nel mirino chi esercita attività economiche lucrose senza partita IVA o camuffandosi da no profit. I contribuenti che hanno venduto aree edificabili senza dichiarare i proventi. Gli abusivismi edilizi, i proprietari che affittano gli appartamenti senza registrare i contratti, chi dichiara di risiedere all'estero ma continua a mantenere i propri interessi a Vicenza e i cittadini benestanti con redditi ufficialmente bassi. Scovare nel vero senso della parola affitti in nero, residenze fittizie, tenori di vita che non corrispondono all'effettivo reddito dichiarato, e questo è importante perché non sono slogan e non sono frasi da manuali. Se non si pagano le tasse e tutti non le pagano in proporzione, si danneggia la collettività. La strategia è semplice, immediata, diretta. Il Comune invierà telematicamente alle entrate informazioni utili ai fini dell'accertamento dei tributi o segnalazioni di situazioni che possano essere indizio di evasione fiscale. In cambio riceverà fino al 100% delle imposte recuperate e delle sanzioni. Così ha deciso il governo per in qualche modo dare alla comunità locale che ha fatto le segnalazioni quella parte di ricchezza che il furbo parassita si era trattenuto.